Bella a tutti ragazzi, io sono Kevin e questo è un nuovo video di Minecraft su Skyblock. Allora, vi dico subito perché non ho fatto video per ben 4 giorni ragazzi, 4 giorni. È perché ero andata in gita con la scuola. Praticamente è un campo scuola a Torino, siamo andati a vedere la mole antonelliana, poi altre... Ah, ecco, e poi siamo andati a vedere anche il museo egizio di Torino, il museo dell'automobile e il museo del cinema. E anche siamo saliti anche nell'ascensore panoramico dove abbiamo visto ma proprio tutta Torino. E poi siamo andati anche a Superga. Non so che razza di albero sia questo. E non so dove siano i semi che ho piantato. È buggato ragazzi. Vabbè, non ci importa se è buggato, l'importante è che sta là. Non mi ricordavo che c'era questo tipo di albero con queste foglie. Spero vi piaccia la canzone. È di AJ Lee di WWE. È quella vecchia ragazzi. Se siete fan di WWE dovreste saperlo. Perché adesso come canzone iniziale usa una canzone che si chiama Let's Light It Up. Questa invece è Right Now. Ah, e come potete vedere ho imparato a scrivere e a scrivere sui cartelli con un altro colore. Ok, il mio è buggato, si vede. Ma fa niente, perché quest'erba crescerà per forza. Comunque vi insegno. Allora, praticamente io scrivo Kevin, dovete far rimanere, dovete cliccare S però trattenendola proprio così finché non esce questo e poi andate qua nella seconda, lo cliccate, questo è come no, allora tu va bene, rifacciamo questo. Non ho detto niente, non ho detto niente, ok? Sentite, faccio velocemente, Allora, lì una parte si sarà ristretta e quindi in quel momento, tipo, dovete scrivere, se volete il colore blu, cliccate 1 e e quello che scriverete diventerà blu. Come potete vedere. E poi non so gli altri colori, quindi scopriamo. So tutti i colori tranne quello 0. Vediamo, proviamo quello 0. Non è niente il colore 0. Allora proviamo il 9. E indaco tipo sull'indaco. Allora, house, anche se non sembrerebbe proprio una casa. Che bello, che bello. Quasi quasi io mi faccio dei panini. Ecco fatto. Come potete vedere ho migliorato l'isoletta, proprio bell'isoletta. Ho fatto questo soltanto e poi lì ho distrutto l'isoletta,
quella là di sabbia. Non so per che cosa lo userò. Ditemi se ditemi nei commenti che cosa dovrei farci là. Ok ragazzi, ok, e adesso quando distruggerò questo, ma proprio quando distruggerò questo, voi dovrete mettere mi piace al mio 3. 1, 2, 3. Vai. Avete messo mi piace? So che non avete messo mi piace, quindi vi darò un'ultima chance. 1, 2, 3. Ecco, stavolta avete messo mi piace, ne sono certo. Allora, penso che farò anche dei vlog, inizierò anche dei giochi horror. In effetti ho in mente di leggere un fumetto che però leggerò soltanto ad Halloween, come video speciale Halloween. Ok ragazzi, quanto manca a Halloween? Aspettate un attimo. Allora, Halloween è a novembre, quindi allora ora è maggio, quindi giugno. 6 mesi mancano ancora. Oppure se volete potrei per Halloween potrei fare un gioco horror e dopo questo episodio fare un come si chiama? Un come si chiama? Sì, un come si chiama. Vi ricordate come si chiamava? No, io no. Non ve lo ricordate proprio? Almeno io me lo ricordo. E ho anche perso il filo della parola. Che cosa stavo dicendo? Vabbè, no, di sicuro non avrà importanza. Comunque, oggi questo video è dedicato alla morte, quindi voglio cadere. Ecco, bravo. Io non ho perso la roba, non ho perso la roba, non ho perso la roba e non ho perso la roba. Penso che questo video lo chiamerò cartelli fluttuanti. No, perché vedete, stanno fluttuando. Proprio perché in questo, come si chiama questo? Aspettate ragazzi. No, nella lastra di roccia oppure cobblestone slab, cioè che sarebbero questi qua, non si possono mettere cioè si possono mettere le cose, però servirà, no, ma servirà, cioè si possono mettere le cose, ma quelle cose come questi cartelli fluttueranno. Ok ragazzi, ok, penso che lo sappiate già tutti, però era solo un aiutino per quelli che non hanno mai giocato a Minecraft. Allora, ditemi se volete che faccio un po' più lungo, più grande, più grossa l'isoletta, e questo qua era tipo un vlog, ok? Era tipo un vlog. E quindi ci rivediamo la prossima settimana. E un grande saluto da Kevin.